Vernacolieri e vernacoliere, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, la trasmissione di Radio Padova dedicata alla lingua veneta. Ma non perdiamo tempo, diamo subito le parole alla Boscola. Boscola, vai! E ora intanto sentiamo avanti e vedago le parole di Ancuo. Prima parola, fidelini. Cosa sei sti fidelini? Come se che ti dici in italiano. L'altra parola invece dall'italiano fino al dialetto dai tuoi padri. E sarebbe la parola roncola. Un pochino però ne valeva la pena, insomma, no? Infatti, sì. Infatti, sì, è proprio. Allora, i fedalini o fidalini, come vengono chiamati in lingua veneta, hanno un significato, cara Cristiana. Qual è il significato? Qual è? Allora, i capelli d'angelo, ossia le tagliatelle quelle sottili che si fanno in brodo. E qua sei fidei, il brodo il più delle volte di pollo. Di pollo, ma sono fatti Di con pollo, sì. sono di uovo, questi fidelini? Pasta sì, all'uovo, sì. certo. Certo. Pasta all'uovo, perfetto. Assolutamente l'uovo. Ma tu li sai fare almeno? Sì. Ma poi li fai in casa a mano col mattarello? E poi c'hai la macchina per... sì, per impastare. No, in realtà tu in realtà li fai macchina, uno... come fai a fare la mano con la macchina? Fai uno per uno, proprio uno sì, per sì, uno esatto. a mano. Un fideino a volta, è un po' a laborioso, volta, ma sì. vuoi mettere la soddisfazione, scusa. E infatti. Vabbè. Senti un po', cara Cristiana. Dimmi. Hai reso l'idea, però adesso Certo. voltiamo pagina perché è molto interessante come tu definisci e chiami la roncola, questo aggeggio che usi lì nel cortile quando nell'aia, no? Quando ho finito di mangiare i fidalini. I fidelini. Esatto. Prendi e vai subito, ti urge di usare la roncola. Ecco, allora e dici adesso vago nell'aia e uso il farsuro. Boscola, vai con le soluzioni. Vabbè, tanto perché? in cambio vedago i soluzioni di Ancuo. Prima parola, fideini. Questa qua era in dialetto e ti avevi da dirmela in Italia. E i fideini i capelli d'angelo. Cosa pensa un sei po'. sti capelli d'angelo? Di un Una capello, pasta, una pasta. Una pasta sarà. da mangiare in Sì, brodo. droghi. L'altra parola è la parola roncola. E sa tutti sta qua. Asia britola. Bene, per la rubrica toponomastica veneta passiamo la parola al professore Alcanese. Professore, prego, ci illumini. Cari vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo appuntamento con la toponomastica veneta. Il comune che andiamo ad analizzare oggi è a Montegrotto Terme sui Colli Euganei. Dunque, tradizionalmente si pensa che il nome Montegrotto Terme derivi dal latino Mons Egretorum, che tradotto in lingua corrente avrebbe significato di Monte della Malati. Infatti bisogna considerare che nel centro di Montegrotto c'è un colle dove gli ammalati si andavano a curare beneficiando degli effetti benefici del fango e dell'acqua termale. In età medievale la città prese il nome di San Pietro Montagnon. Questo nome deriva molto probabilmente dalla famiglia che regnava in quel periodo, la casata dei Montagnoni. Nel 1934 fu sostituito da quello attuale, Montegrotto Terme, a cui si aggiunse la dicitura stazione di cura e soggiorno turismo dal 1950. Tra le attrazioni turistiche ricordiamo del Butterfly Ark, la Casa delle Farfalle, il Museo Internazionale del Vetro d'Arte e delle Terme e gli scavi romani. Per oggi è tutto. Un saluto dal professore Alcanese. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Se sarà